Sono scattati gli arresti nella comunità di islamici insediata a San Donà di Piave dopo le perquisizioni avvenute nel maggio del 2011. La Digos di Venezia, oltre un anno fa, aveva acquisito materiale interessante di stampo jihadista, ma soprattutto aveva trovato timbri e documentazione falsi, utili a regolarizzare connazionali clandestini immigrati in Italia. Dopo mesi di indagini è scattata l'operazione Mukaval, che in arabo significa imprese edili. In realtà le 9 persone denunciate, di cui 4 sono finite in carcere, erano impresari edili, tutti siriani, eccetto un italiano, che sfruttavano i clandestini nei loro cantieri, assoldandoli in nero ed estorcendo loro 5.000 euro in cambio di documenti di lavoro falsi per assicurare la posizione regolare in Italia. Con questo modus operandi hanno raccolto almeno 1,5 milioni di euro che hanno inviato nelle banche siriane sotto forma di rimesse di emigranti. Questa è la somma accertata, ma si sospetta che in realtà la cifra effettiva superi i 2,5 milioni di euro e che siano decine i clandestini accolti nel San Donatese. Tutto ruotava attorno all'imam Judad Ahmad. Ci siamo mossi verificando che lui e i suoi fratelli movimentavano verso banche medio orientali, quindi siriane, libanesi e saudite, cifre veramente molto importanti, assolutamente incompatibili con i redditi dichiarati. Quindi da lì abbiamo attivato l'investigazione. Ma sull'impiego di questo denaro la polizia veneziana non è riuscita a fare piena luce, anche se ci sono sospetti che potesse trattarsi di finanziamenti legati alla causa jihadista. Nel corso di una perquisizione che è stata eseguita su decreto della Procura di Venezia, è stata eseguita nel maggio 2011, la Digos ha rinvenuto un documento jihadista, si chiama Malim al-Jihad, quindi le caratteristiche del jihad, documento jihadista nella disponibilità di Khaluf Ahmad, che oggi è stato messo agli arresti domiciliari e che aveva ricevuto questo documento dall'imam Judad Ahmad, che oggi invece è stato portato in carcere. L'indagine ha comunque portato alla scoperta di un'organizzazione criminale specializzata nel favorire l'ingresso e la permanenza illegale in Italia di extracomunitari provenienti dall'area medio orientale, un fenomeno che ha indotto la Procura veneziana ad organizzare un ufficio apposito per contrastarlo. Stiamo organizzando una serie di incontri con vari uffici, soprattutto a livello amministrativo, appunto, perché poi la parte amministrativa è fondamentale, per organizzare appunto personale in grado di compiere accertamenti in materia di immigrazione clandestina. Partiremo a settembre, poi vi terremo informati.